Buonasera e buona domenica, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Primo sì del Comitato Tecnico Scientifico alla nascita di un termovalorizzatore in Sicilia. L'impianto nascerà a Catania, nella zona di Pantano d'Arci. Trattori ancora in protesta, dopo un mese e mezzo di presidio si attende l'incontro con l'assessore San Martino. Da Winjet al Calcio Catania fino ai treni del gol, dopo anni Nino Pulvirenti rompe il silenzio e si racconta il punto o i meriti di tutto e la colpa di tutto. Un monumento al degrado, marmi spaccati, fontana senza acqua trasformata in una discarica. Vi mostriamo lo stato in cui versa il monumento ai caduti sul lungomare di Catania. Il giorno più dolce, oggi si celebra la giornata mondiale della torta e vi mostreremo quelle che vanno più di moda. E infine il calcio, in Serie C il Catania guarda la finale d'andata di Coppa Italia contro il Padova, Zeoli spera nel recupero di Di Carmine. Lo avete sentito in primo piano, parliamo di termovalorizzatori. A Catania ci sarà il primo dell'isola. L'impianto ha già ottenuto il primo via libera tecnico, scientifico ed ambientale. È la prima volta che una commissione ufficiale dice sì ad un termovalorizzatore in Sicilia, anche se l'iter per la realizzazione è ancora molto lungo. Manlio Viola. Arriva il primo sì a un termovalorizzatore, anche se provvisorio e vincolato. È comunque un parere storico che viene espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per le autorizzazioni ambientali della Sicilia. Si può dunque partire con le procedure per la realizzazione non di due, ma di un solo termovalorizzatore da fare a Catania, così come era stato lasciato intendere dall'assessore Roberto Di Mauro. Per la reale partenza delle procedure di appalto e realizzazione però bisognerà attendere un altro parere vincolante, ovvero il nulla osta dell'autorità d'ambito. Sono 14 quesiti ambientali sui quali le autorità competenti dovranno esprimersi perché il termovalorizzatore sia realmente autorizzato. Dunque non è ancora un vero e proprio via libera, ma comunque un passo avanti significativo. Il progetto riguarda un mega impianto che verrà realizzato in contrada Pantano d'Arci, nella zona industriale di Catania, non lontano dai megastore dei colossi Ikea e Leroy Merlin. L'impianto da 550.000 tonnellate di rifiuti l'anno è quello proposto dalla Sea Energy, prevede un investimento di circa 350 milioni di euro. L'impianto di Catania da solo coprirebbe il fabbisogno di circa 350 comuni dell'isola, quindi la sua realizzazione potrebbe chiudere il cerchio e stoppare la costruzione del secondo termovalorizzatore fino ad ora previsto dal piano a Bellolampo sopra Palermo. Naturalmente si tratta di un impianto per rifiuti non pericolosi che avrà due linee di termovalorizzazione. Parte delle ceneri prodotte verranno utilizzate nella filiera dell'acciaio, mentre circa un quarto del prodotto residuo verrà trasformato in energia. La procedura sarà comunque accelerata, visto che per la realizzazione delle infrastrutture per i rifiuti il governo nazionale ha nominato il presidente Renato Schifani commissario straordinario. La struttura commissariale dovrà comunque aggiornare il piano regionale dei rifiuti, un passaggio che sarà formalizzato a breve e adottato dallo stesso governatore proprio in virtù dei poteri commissariali. Non si placa la protesta del comparto agricolo, continua da un mese e mezzo il presidio fisso nello svincolo da e per Sambuca di Sicilia, nell'Agrigentino, dove è atteso il 20 marzo l'assessore San Martino. L'attesa e la speranza è ora per mosse concrete. Desiree Ferlito. Va avanti la mobilitazione degli agricoltori. In Sicilia il presidio fisso da quasi un mese e mezzo è allo svincolo da e per Sambuca di Sicilia. Agricoltori e allevatori in croce, lo slogan che campeggia su uno dei tanti cartelli, sul quale è in bella vista il simbolo della crocifissione. Qui siamo al Viale Europa, al centro di Alcamo, 24 ore fa. È paralisi. Non si placa dunque la rabbia del mondo agricolo. In Sicilia, uno dei fronti più attivi della protesta, la mobilitazione coinvolge ormai migliaia di imprenditori e lavoratori che sono in ginocchio per la crisi del comparto, dovuta anche alla mancanza di iniziative concrete della politica. L'attesa e la speranza è ora per mosse concrete. Il giorno 20 riceveremo al presidio Culfa l'assessore San Martino, si parlerà in primis dei consorzi di bonifica. Il giorno 22 invece ci sarà una grossa manifestazione a Palermo di tutti i comparti siciliani e lavoratori, e ci saranno pure altre 7 regioni in rappresentanza del loro territorio, della loro regione.
Il presidio permanente organizzato dal Movimento Spontaneo dei Produttori Agricoli della Valle del Belice va avanti dal 5 febbraio e crea certamente disagi alla viabilità, ma serve per tenere accesa l'attenzione sui rischi che corre l'agricoltura di tutto il paese. La prima cosa che chiederemo è lo stato di crisi nazionale del comparto agrozootecnico. Un'altra cosa che chiederemo è il riequilibrio dei titoli PAC fra nord e sud. Tanti altri punti che le diremo il giorno 22 nella manifestazione che ci sarà a Palermo. Non ci fermeremo qui, ribadiscono i manifestanti. Sono anni che ci sforziamo per far sentire la nostra voce. Stavolta vogliamo risposte. Ieri una puntata speciale del Punto che ha avuto come ospite Nino Pulvirenti, che è tornato a parlare dopo anni di silenzio. Vediamo il servizio di Francesco Triolo. Se io devo essere accusato di qualche cosa, devo essere accusato se esiste il reato di coglionaggine. Da Winget al calcio Catania, da Alitalia ai treni del gol. Sono passati più di 10 anni, ma le ferite sono aperte ancora. Nino Pulvirenti, il patron, il presidente, si è raccontato e ha raccontato la sua verità e il Punto su Telecolor, ricostruendo il percorso che lo ha visto salire sull'Olimpo del calcio e dell'imprenditoria, per poi cadere all'improvviso, a cominciare dalla vicenda Winget e dal tentativo di accordo con Alitalia. Io mi stavo mettendo in mano a questi personaggi che di fatto da là a 6 mesi... È stato un po' così, leggero possiamo dire. Ma leggero, ma erano considerati patriotti, cioè Berlusconi li chiamava i capitani coraggiosi. C'è un'intervista di Prodi, che se volete sul Corriere della Sera, dove dice chiaramente, perché lui la voleva vendere, se ricordiamo bene, qualche anno prima ad Air France KLM, no? Arrivò Berlusconi e Berlusconi impostò tutta la sua campagna politica sul fatto che Alitalia doveva restare agli italiani. Quindi io come posso pensare che siamo di fronte a una società decotta, perché di fatto è decotta, cioè durano altri 6 mesi solo perché rubano, fra virgolette, le tratte a Winget senza pagare un euro. Sul calcio Catania, Pulvirenti, ancora, non si rende conto invece come possa esserci un'accusa per un corruttore, ma nessun presunto corrotto. Esiste oggi un processo in cui non c'è coinvolto nessun giocatore dal punto di vista penale e nessuna società. Fermo. Ne esiste un altro che è ancora peggio, che è quello sportivo, che parliamo di giustizia sommaria, dove neanche là c'è nessuno. E attento, un giocatore potrebbe anche essere compromesso e quindi diciamo condannato per omessa denuncia, cioè io vado da Gaiano, gli dico te la vendi la partita, lui mi dice no, ma non mi denuncia, ok? Lui è passibile a livello sportivo. Non c'è nessun giocatore, nessuna società che ha subito nessuna sanzione. E adesso la storia dimenticata, nell'oblio il monumento ai caduti di tutte le guerre. Molti catanesi lo osservano, lo guardano e lo deturpano, ma non sanno neanche il nome. In passato era stata persino effettuata una raccolta firme per demolirlo. Sentiamo Tonino De Mana. I faretti dell'illuminazione trasformati in cestini dei rifiuti, scritte ovunque, vetro disseminato qua e là, manca persino la targa. Molti catanesi lo guardano, lo deturpano, ma non conoscono neanche il nome. Per chi non lo sapesse, si tratta del monumento ai caduti di tutte le guerre e si trova in Piazza del Tricolore a ridosso del lungomare. Di sicuro chi lo percorre o chi viene a visitarlo dovrà stare molto attento, in primis a non cadere dalle scale, rotte in più punti e quindi pericolose. Cade a pezzi la struttura, vandalizzata e presa di mira da graffitari e incivili. L'immagine simbolo è questa, con una vasca piena di rifiuti e l'acqua putrida all'interno. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp e la prima a rivolgersi a noi e quindi a scrivere al numero 342 74 55 005 è questa signora che denuncia lo stato totale di abbandono di questo monumento. Sono passata tante volte da qui e non sapevo a cosa si riferisse, cosa celebrasse. Quindi già non c'è una targa, non c'è qualcosa di riferimento e poi in queste condizioni è un monumento fatiscente. Siccome so che il sindaco di Catania è molto attivo, io effettivamente mi sento in dovere di segnalare questo. Le condizioni sono precarie, proprio bruttissime, quindi un monumento questo dovrebbe essere, penso, tenuto molto efficiente, molto pulito. Un'opera di architettura moderna in cemento armato che meriterebbe miglior sorte, almeno per 2 motivi.
conservazione e promozione potrebbero stilare un piano di gestione affinché questo bene possa essere utilizzato, diventare elemento attivo della città invece che servire soltanto per buttare via cartaceo delle passeggiate col cane. In passato è stata effettuata anche una raccolta firme per demolirlo. Da tempo, invece, si parla di riqualificarlo. Nel dubbio, al momento, resta nell'oblio. E adesso parliamo della Sicilia che protegge la biodiversità. A Vendicari un convegno per celebrare i 40 anni dall'istituzione di 17 aree protette. Le riserve però non sempre vengono rispettate. E poi sugli incendi Federparchi chiede più controlli per cercare di contrastare i piromani. Francesco Loi. Sole, mare e storia, ma la Sicilia è anche natura. Parchi, aree marine, riserve, luoghi da amare e preservare, sempre più meta di visitatori. Negli ultimi anni abbiamo visto una presenza molto importante, nonostante che dal 2020 la riserva ormai è fruibile solo attraverso il pagamento di un ticket. Vendicari, nel Siracusano, come altre 16 aree protette, veniva istituita 40 anni fa. Proprio qui, con un convegno, si fa il punto della situazione. Anche se obiettivamente le riserve sono nate 44 anni fa con la prima riserva che è quella dello zingaro. Centinaia e centinaia di specie diverse arricchiscono la fauna protetta in Sicilia. Vendicari è una zona umida di interesse internazionale e quindi la maggior parte dell'avifauna è avifauna migratoria che passa dai nostri pantani per poter poi continuare la migrazione. Proteggere l'ambiente per proteggere l'uomo. La tutela della biodiversità è fondamentale. Significa proteggere l'uomo anche per il futuro, perché la biodiversità significa anche difenderci meglio da quelle che in futuro possono essere attacchi batterici. L'uomo come amico della natura, ma può diventare anche nemico. I piromani che hanno mandato in fumo ettari ed ettari di Sicilia ne sanno qualcosa. Bisogna aumentare i controlli, la vigilanza e il monitoraggio, bisogna fare in modo che si fermano queste mani criminali. Clima da primavera inoltrata in Sicilia e c'è chi oggi ne ha approfittato appunto in questa domenica per andare al mare. E la spiaggetta di San Giovanni Licuti a Catania è stata presa d'assalto dai bagnanti. Vediamo. Achille, 94 anni, è uno dei primi a tuffarsi in acqua a San Giovanni Licuti, ma per lui è consuetudine. Lo fa in inverno, figuriamoci, a pochi giorni dalla primavera. È una vera e propria invasione nel caratteristico borgo marinaro catanese. Chi passeggia, chi porta a spasso il cane, chi prende il sole e chi si getta in mare per una nuotata salutare. L'acqua è fredda, più fredda la trovo meglio mi sento e le faccio i bagni tutto l'anno, anche d'inverno, specialmente d'inverno. Perché i bagni d'inverno sono più salutari di quelli estivi. È un vero e proprio antipasto d'estate, anche se d'inverno da queste parti non si è mai visto. Si può dire estate con le temperature che stiamo avendo qua a Catania. Alle sue spalle vediamo un Achille scatenato, 94 anni. Beato lui che se li porta bene, insomma, riesce ancora ad avere questa voglia, questa forza di fare questi bagni. Maglioncino, giubbotto, non le viene quasi voglia di mettersi in costume? Sì, veramente sì, perché sto sentendo caldo con questo sole. In attesa di costumi e infradito, questa romantica coppia catanese percorre San Giovanni Licuti, ma pensa già ai primi bagni. E ora a giugno, quando aprono i lidi, che noi no, vogliamo stare comodi nel lido, sedere sdraio qua nella sabbia e ci piace guardare gli altri. Mano nella mano, per oggi solo una passeggiata, domani chissà. Istituita ufficialmente nel 2015, oggi è la giornata mondiale delle torte, dalla tradizionale cassata siciliana alle torte in pasta di zucchero fino alle ultime tendenze, torte vintage con scritte ironiche. Vediamo quali sono quelle che vanno più di moda con Eva Spampinato. Oggi è la giornata mondiale della torta. Ma quando ti dico torta, cosa pensi? Qualcosa di dolce, un compleanno. Sinonimo di feste e di traguardi, di tempo trascorso in famiglia, tra cucina e tavole imbandite, una torta non è solo un dolce buonissimo da mangiare, ma è anche un modo per dimostrare agli altri il piacere di condividere una gioia. Dalla tradizionale cassata siciliana alle torte in pasta di zucchero fino alle ultime tendenze, puntando anche sui prodotti del territorio. Dalla torta al limone, all'arancia, alle fragoline che noi abbiamo qua a Lettina, si può usare dal pistacchio alla nocciola al fico d'India.
Che sia tradizionale o innovativa, la torta è la regina della festa. Le nuove tendenze sono le vintage cake. Praticamente sono delle torte stuccate in crema di burro con degli rigori, chiamiamoli così, che io faccio con le sac à poche, con i vari beccucci. E le ultime tendenze la vogliono assolutamente ironica. E poi sopra mi dicono la frase da scrivere, di solito sono frasi simpatiche, particolari, che comunque rispecchiano il carattere del festeggiato, della festeggiata. Ho scritto: se non mi trovi cercami da Zara. Una torta che è andata virale. Non sto zitta se ho torto, figuriamoci se ho ragione. Compleanni, matrimoni, feste per bambini, la moda vuole che sia personalizzata e abbinata al tema dell'evento. Facciamo spesso degli sweet table completi. Molte volte si opta per la torta scenografica finta. Accompagniamo con torte da mangiare, biscotti decorati, cupcake, K-pops. L'importante è che poi la torta faccia la fine giusta, senza finire in faccia a nessuno. Ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Parleremo delle ultime per quanto riguarda il Palermo, con Corini che resta sulla panchina dei rosa, e poi parleremo della Catania che pensa alla Coppa Italia, e poi naturalmente il Messina. A tra poco. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso parliamo di calcio. Eugenio Corini resta al Palermo nonostante la batosta contro il Venezia. Momento delicato per i siciliani che venerdì sera hanno detto addio alle residue speranze di una promozione diretta. Marco Gullà. Eugenio Corini resta al Palermo nonostante i risultati della formazione rosanero dicano altro. 6 sconfitte in casa sono tante, l'ultima, quella rimediata con il Venezia, ha messo a nudo tutti i limiti di una squadra che sembrava aver trovato la maestra via. Poi un blackout. Il Palermo non è maturo per giocarsi la promozione diretta. Parma, Venezia, Como e Cremonese hanno qualcosa in più. Inoltre la spaccatura tra Corini e la piazza è ormai netta, con la contestazione dei tifosi nei confronti dell'allenatore al termine dello 0-3 con i lagunari. Con Corini, che resterà in sella fino al termine della stagione, l'obiettivo minimo adesso per i siciliani è il miglior piazzamento in zona playoff. Il nostro obiettivo è, partita dopo partita, riuscire a posizionarsi il meglio possibile. Finché c'è speranza, noi bisogna dare il massimo per metterci nella miglior posizione. Adesso la sosta per le nazionali. Il Palermo tornerà in campo nella giornata di Pasquetta, l'1 aprile, per affrontare il Pisa fuori casa. Il Catania si prepara invece alla finale di andata di Coppa Italia di martedì in casa con il Padova. Etnei che confidano in un ritorno di Di Carmine per provare a dare continuità dopo la vittoria con il fiatone ottenuta in campionato contro il Cerignola. Marco Carli. Se la vittoria con il Cerignola sarà stata un toccasana per il morale e soprattutto per la serenità del gruppo Catania lo sapremo col tempo. Certo è che il gol di Zammarini al culmine di una ripresa in cui a meritare di più sono stati gli avversari ha aperto la strada al meglio all'andata della finale di Coppa Italia di Padova. In palio un trofeo e anche un'altra potenziale iniezione di fiducia se si riuscirà a venire fuori al meglio da una prima sfida in casa di una squadra che è seconda nel girone A, autrice di una stagione di gran lunga migliore dei rossazzurri, ma reduce da una sconfitta e 2 pari nelle ultime 3. Prima però erano arrivate 5 vittorie di fila. Adesso comunque dobbiamo tornare a essere fiduciosi, queste partite, queste vittorie comunque ci aiutano a trovare fiducia e per il proseguo sia del campionato che della Coppa e cercare di trovare positività soffrendo queste gare che ci aiutano. E dobbiamo andare avanti continuando a lavorare giorno per giorno perché sicuramente non abbiamo fatto niente. Rossazzurri che in trasferta in campionato non raccolgono punti dal 2 febbraio e che a Padova saranno seguiti da un gran numero di tifosi, previsti fra 2.000 e 2.500 sostenitori etnei. C'è poi la questione infortuni. Di Carmine è fondamentale per esempio in un reparto avanzato che senza di lui ha mostrato ulteriormente le sue pecche. L'attaccante sarà a disposizione così come Quaini, non ci saranno Teio e Buà, si prova fino all'ultimo per Celli. So che non stiamo rendendo come tanta gente si aspettava, però anche un momento delicato, ci prendiamo quello che viene adesso. Sempre in Serie C, parliamo adesso del Messina che esce indenne dalla doppia trasferta di Benevento e il Latina resta in corsa per i play-off a Mastroianni, replica Zunno. Sergio Colosi.
Il risultato è lo stesso, la prestazione no. Il Messina dopo Benevento porta a casa da Latina un nuovo pareggio, si avvicina alla salvezza e rimane in corsa per i play-off. Secondo 1-1, ma questa volta prestazione poco brillante. Di positivo però il punto che è pesante, senza correre grossi rischi, finale a parte. I gol entrambi nel primo tempo realizzati da Mastroianni e Zunno, che hanno raggiunto quota 7 nella classifica dei marcatori. Mastroianni al minuto 10 ha finalizzato un'iniziativa dalla sinistra di Ercolano, con la difesa avversaria distratta e piazzata male. Il buon avvio del Latina ha messo in crisi il dispositivo organizzato da Modica, che nei 3 reparti ha preferito Polito, Giunta e Luciani. Il Messina però ha identità di gioco, sa soffrire e colpire al momento opportuno, come al 29esimo, con il diagonale di Zunno dopo uno scambio con Giunta. Una paratona di Fumagalli, un errore di Fabrizi e un intervento di testa sulla linea del moldavo Dumbravano salvano i peloritani in chiusura dei 2 tempi. Nel mezzo tantissimi errori da una parte e dall'altra. La fiducia concessa da Modica a Luciani non gli basta per rilanciarsi, fase offensiva non pervenuta negli ultimi 15 metri, mentre nel finale il Latina lavora il Messina ai fianchi. L'1-1 però tiene e rinvia ogni sentenza alle prossime giornate. E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sicilia finisce qui, grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di serata.